Dopo anni di sofferenza, la filiera metalmeccanica ha reagito, riportandosi in alcuni casi a livelli competitivi pre-crisi, ma già ci sono nuove sfide da affrontare a partire dalla crescita dimensionale e dalle sfide legate al 4.0. Il comparto metalmeccanico traina l'economia regionale. Ha reagito bene alla crisi, registrando performance competitive, ma è tempo di ridefinire i modelli di business, di crescere strutturalmente e di sperimentare concretamente e con convinzione le nuove tecnologie. Se ne è parlato a Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine, dove sono stati presentati i risultati dell'analisi sul trend del comparto negli ultimi 15 anni. Uno studio commissionato alle università di Udine e Trieste dal cluster Comet, che rappresenta 3.800 imprese e oltre 54.000 occupati. Lo studio conferma che sì, l'industria meccanica regionale ha superato la crisi, è uscita sicuramente più forte di prima della crisi, ma strada ce n'è ancora molta da fare per rendere, come dico io, il business sostenibile. Abbiamo un tema sicuramente dimensionale, fatta da grandi e piccole imprese che, quanto anche proiettate ormai sul mercato internazionale, hanno bisogno di essere rinforzate e di essere supportate in questo. E questo è il tema futuro a cui il Comet, il cluster, insieme alla Regione, darà il proprio contributo, diciamo, nel mettere insieme le imprese, nel farle affrontare questi percorsi evolutivi. Una sfida importante, quella che aspetta anche la metalmeccanica, si parla di innovazione, nuove tecnologie, 4.0. Le imprese stanno prendendo consapevolezza. Il sistema dei parchi industriali, il sistema dei centri di ricerca sono fondamentali nel supportarle in questo percorso. Che tipo di sostegno la Regione intende dare al settore? La Regione continuerà a dare a questo importantissimo settore per l'economia del Friuli Venezia Giulia il sostegno che ha sempre dato, sia in termini di formazione, sia in termini di contributo, sia in termini di accesso al credito. È un settore che è cresciuto parecchio in questi anni, in taluni casi addirittura raggiungendo dei risultati come il periodo di pre-crisi, però è un settore caratterizzato da tante piccole e piccolissime imprese a conduzione familiare, quindi c'è la necessità di lavorare, c'è la necessità di strutturarsi da parte di queste imprese, quindi la Regione c'è attraverso lo strumento del cluster e del Comet che sta lavorando benissimo, quindi noi ci siamo. La metalmeccanica era ed è la spina dorsale del nostro sistema produttivo, un patrimonio di conoscenze e risorse umane insostituibile. Sono parole della presidente di Confindustria Udine, Mareschi Danieli, che invita tra l'altro la politica a concentrarsi maggiormente sull'industria. Il settore metalmeccanico ha reagito bene alla crisi, però oggi si guarda al futuro, ai prossimi impegni, alle prossime sfide. Alle imprese, mi pare di capire, si chiede di crescere, di aggregarsi e di scommettere nell'industria 4.0. Corretto, assolutamente. Io ribadisco come sempre che la manifattura è la spina dorsale del nostro sistema economico, del sistema produttivo, e la metalmeccanica, particolarmente in Friuli Venezia Giulia, è la spina dorsale della manifattura. Per ribadire questo concetto dobbiamo rimettere al centro della questione, dell'agenda politica, la questione industriale però, e pare che l'agenda politica in questo momento non stia considerando la questione industriale così importante com'è. La metallurgia, per andare nello specifico, è vero che ha affrontato la crisi in maniera solida, ma l'indice di produzione industriale sta rallentando l'entusiasmo iniziale, e questo significa che l'impegno che le imprese devono metterci, gli imprenditori, deve essere sempre più importante, ma questo impegno, se non supportato dalla parte politica, risulta essere non sufficiente. Quindi Confindustria ribadisce lavoro, crescita e successivamente debito pubblico. Per il lavoro bisogna parlare di formazione, bisogna parlare di formazione continua e di riallineamento domanda-offerta di lavoro. Stiamo facendo adesso una mappatura dei fabbisogni professionali per far sì che ci sia ancora più attenzione sul riallineamento della realtà a quella che è il mondo della scuola, e posso terminare dicendo che il mondo di Confindustria, l'imprenditore, l'impresa deve riappropriarsi del proprio diritto di parlare, di essere ascoltata e di essere riconosciuta come il creatore di ricchezza.
Lei parlava prima delle scelte della politica, si può davvero sostenere e difendere l'occupazione senza concentrarsi sulle politiche industriali? Assolutamente no, è impossibile non considerare la questione industriale come prioritaria e cercare di parlare di crescita, di miglioramento dell'occupazione e di tutti gli altri indici economici che verrebbero successivamente.